Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale di Agrigento organizza una manifestazione importante rivolta alla città, un appuntamento di sensibilizzazione del territorio. Voi possiamo dire che avete una chiave di lettura importante per rendervi conto di qual è la situazione che vive una donna, situazioni che a volte sfociano in violenza. Come nasce l'incontro di oggi? Quali obiettivi vi proponete? La psicologia funzionale da sempre guarda all'interezza dell'organismo e della società, pertanto non poteva rimanere indifferente ad una tematica come questa e soprattutto perché l'obiettivo è quello di promuovere delle attività che siano sia di prevenzione ma anche degli interventi nel territorio, tenendo in considerazione comunque l'intera rete di associazioni ma appunto istituzionali che possano comunque contribuire verso un intervento che sia nel breve che tempestivamente appunto per intervenire nei casi di denuncia, ma soprattutto nel lungo termine. Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale di Agrigento apre le porte al pubblico del territorio della nostra città. Noi ci presentiamo sempre con queste iniziative di sensibilizzazione del territorio. E questa tematica della violenza sulle donne è un tema così delicato, così complesso, che anche noi vogliamo dare un contributo tramite il nostro approccio di psicoterapia funzionale nella lettura di alcuni casi, di alcuni contesti, no? Che portano, no, a questo tipo di fenomeno veramente molto preoccupante oggi. Noi siamo degli psicologi, degli psicoterapeuti, abbiamo delle competenze rispetto alla lettura non soltanto della persona, ma appunto del contesto in cui la donna, la vittima, l'abusatore anche o il molestatore, no? Può essere aiutato a visionare quelle che sono delle piccole alterazioni che nella sua vita, sicuramente già dall'infanzia, nella crescita e nello sviluppo, hanno portato a diventare sia vittime di violenza ma anche possibili stalker, possibili persone che fanno del male a una donna, un figlio, un bambino. Quindi noi ci poniamo a 360 gradi, no? Nella lettura e non solo dell'individuo ma anche dei contesti, perché la violenza non è soltanto un fatto, è anche un fattore sociale, culturale. Lei lavora in un centro di ascolto e offre un servizio alle donne che hanno intenzione di denunciare e parlare delle violenze che ricevono. Qual è la situazione che testate e quali prospettive si aprono o si possono aprire per queste donne? Si tratta in realtà di un'attività di volontariato che pone al centro dell'agire le donne che subiscono violenza e i bambini e le bambine spesso che li accompagnano. Le donne quindi ricevono un supporto, un sostegno, un accompagnamento per ricostruire la loro storia di vita che sia diciamo, che non sia improntata sulla violenza ma che prevede l'attivazione di tutte le risorse personali e l'attivazione di rete parentale, familiare e sociale, perché spesso le donne sono diciamo, isolate dai contesti familiari e sociali. L'iniziativa di oggi prevede anche una mostra che è di Annalisa Nobile. È una mostra dal titolo Raccontando la violenza, è uno sguardo alle emozioni e vuole appunto dare degli spunti, no, di riflessione sui vissuti che appunto vivono chi cade nel vortice della violenza e quindi racconta della violenza domestica, della violenza assistita quindi rivolta ai bambini, racconta di quella violenza che viene effettuata dallo sconosciuto, no? E verso una donna che non ha mai visto prima. Inoltre vi racconta anche della bellezza delle donne perché appunto ogni donna ha la sua bellezza e non lo deve dimenticare. Queste manifestazioni rivestono una grande importanza soprattutto dal punto di vista culturale, perché il problema della violenza sulle donne e in generale della violenza che possa essere anche sui bambini, su altre categorie quali gli omosessuali o qualsiasi altra violenza è prima che un fatto fisico, un fatto mentale, culturale, per cui ben vengano queste iniziative che servono a diffondere una cultura e una prevenzione